Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Iniziamo con la cronaca. Oltre 1,5 milioni di fuochi pirotecnici, oltre 4 tonnellate, sono stati sequestrati dalle fiamme gialle. I finanzieri di Palermo hanno anche segnalato alla locale procura 5 persone per commercio illegale di materiale esplodente, ricettazione anche per violazione della normativa antincendio e alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Si raccomanda di comprare soltanto prodotti sicuri e nei punti vendita autorizzati. Incidente stradale ieri pomeriggio in via San Paolo a Gravina di Catania. Un uomo è morto per cause da accertare. Il primo cittadino ha postato sui social nelle scorse ore un messaggio di cordoglio per la vittima e la famiglia a nome della collettività. Nei giorni scorsi i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato a Messina un pregiudicato del luogo di 44 anni per aver consumato una rapina armato di coltello in un distributore di carburanti in zona Annunziata nel Messinese. L'uomo in fuga aveva provato a nascondersi in un palazzo vicino ma è stato bloccato dalla polizia. Una leggenda del calcio, amato così tanto da essere considerato un esempio, oltre che in campo anche nella vita, paragonato con Diego Armando Maradona nella continua sfida di chi fosse il migliore. Conosciuto con lo pseudonimo di Pelé, dopo una lunga malattia ci lascia un altro campione del calcio mondiale. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.